Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Claudio Fava, gruppo di opposizione all'Assemblea regionale siciliana, hanno scritto al Presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere di valutare l'avvio del procedimento di rimozione del Presidente della Regione di scioglimento dell'ARS per atti contrari alla Costituzione ai sensi dell'articolo 126 della Carta. La lettera è stata inoltrata per conoscenza anche ai Ministri per gli Affari regionali e all'Economia. La Regione siciliana è in esercizio provvisorio fino al 30 aprile. Alla data odierna, sottolineano le opposizioni, la Giunta guidata da Musumeci ha trasmesso all'ARS il disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2022-24, privo di un presupposto esistenziale, ovvero il parere preventivo obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'eventualità che il parere espresso dal Collegio sia negativo, si legge nella missiva, la Giunta regionale può percorrere due strade: o conformarsi al parere modificando il documento contabile, oppure motivare le ragioni per le quali ritiene di non operare alcun adeguamento. In entrambi i casi, l'atto della trasmissione del disegno di legge all'ARS, il parere deve essere già stato espresso. Alla data odierna, con la scadenza ormai prossima dell'esercizio provvisorio, non più prorogabile, il disegno di legge di bilancio trasmesso all'Assemblea regionale, denunciano i deputati dell'opposizione, non è corredato dal parere del Collegio dei Revisori. Si prefigura dunque la violazione delle norme di attuazione dello Statuto, ma soprattutto l'impossibilità di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2022-24 entro i termini perentori del 30 aprile. Infatti, anche a prescindere dai tempi necessari affinché il Collegio dei Revisori possa fornire il proprio parere, è la stessa procedura dettata dal regolamento interno dell'ARS per la sessione di bilancio, prosegue la lettera, non consente di contrarre i tempi per l'esame e la discussione dei documenti finanziari da parte prima delle commissioni legislative e poi dell'Aula. Non ci sono più le condizioni affinché la Regione siciliana approvi il bilancio di previsione entro la scadenza dell'esercizio provvisorio, con conseguente gravissima violazione dello Statuto e della Costituzione.